Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, vai con le console retro. Oggi fiori, abbiamo forse la mia console preferita, PlayStation 2 ragazzi. Eccola qua, la Play 2 che forse, ripeto, è la mia console, anzi senza forse è la mia console preferita. Oggi vediamo anche due giochi. Allora, Gran Turismo 3 e WWE Here Comes the Pain ragazzi. SmackDown Here Comes the Pain che, vediamolo un attimo. Questo è il miglior gioco di wrestling in assoluto, lo voglio portare subito perché comunque mi dà dei ricordi incredibili. E questo è Gran Turismo 3, che è il gioco che ho bruciato, uno dei giochi che ho bruciato di più in assoluto, il mio preferito dei Gran Turismo. E niente raga, PlayStation 2, il joystick è già di là, ho cambiato la postazione retro, l'ho messo in salotto perché purtroppo in studio qua diciamo, scalda troppo alla lunga, tra virgolette sono console comunque fragili, non voglio rischiare di rovinare qualcosa e quindi adesso piazziamo in salotto, vediamo il campo di battaglia e andiamo con la PlayStation 2. E ci sono tanti giochi che vorrò far vedere della Play 2, questi sono i primi due ma ne ho ragazzi veramente tantissimi. Ragazzi, questo è il piano di battaglia, Play 2, joystick, insegno ovviamente PlayStation, Gran Turismo 3 e SmackDown Here Comes the Pain, raga. Purtroppo non ho la scatola della Play 2, ma conto di recuperarla o vuoto, o prendere un'altra Play, anche rotta magari, però con la scatola. Andiamo ragazzi, per vedere due giochi storici del Cume, perché questa non è solo la storia dei videogiochi, ma la mia storia con i videogiochi. Vai raga, andiamo, cominciamo con il video sulla PlayStation 2 ragazzi. Allora, vediamo un po' se è tutto bene, perché chiaro stiamo su un'altra, così magari apriamo la console, però forse è meglio. Ok. Cioè ragazzi, già i rumori della Play 2 veramente sono qualcosa di indescrivibile. Cominciamo con SmackDown e con the Pain. Andiamo di ASMR. Ecco. I rumoretti sono qualcosa di meraviglioso. Ok. E andiamo. Devo stare attenti un po' con i copyright e con... Vediamo un attimo. Ah, vabbè, fanno coglioni. Ok, qua abbiamo Memory Card, PS2, vediamo Pro Evolution, strano. Vediamo gli ultimi giochi che ho giocato, vediamo. Allora, Rugby, FIFA, eSport, Gran Turismo 3, Memory Card funzionano ancora, Time Shock, questo di mia mamma. Vai raga, andiamo verso l'Eternity Glory. Aspetta, scusa però questo va messo qua. PlayStation 2, ripeto, la mia console preferita in assoluto, quella con più giochi anche. Sto guardando qua se funziona tutto al meglio. Non rimuovere la memory card, mi raccomando. Ciao raga, ciao. Questo l'abbiamo visto un po' con l'emulatore, ma boh, l'emulatore mi fa un po' schifo sinceramente, nel senso è bello giocare questi giochi qua nelle versioni fisiche con la console, cioè di riferimento, così non mi esalta sinceramente. Serve la scatola, però voglio la scatola, pretendo la scatola. THQ e si gode. Bellissimo. Aspetta, non era qua. Ah sì? Adesso sarebbe la intro che è qualcosa di meraviglioso, però ho paura dei copycats, porca miseria. WWE Entertainment. Tra le canzoni di SmackDown e Raw erano bellissime entrambe, proprio gli anni d'oro del wrestling questi, cioè gli anni d'oro, a parte vabbè, quelli di Hulk Hogan, che quelli prima, però questo proprio per la nostra generazione, fine 80, inizio 90. Ciao! Ciao! Cioè... E adesso ci facciamo non tutto ovviamente, ma ci spariamo la rissa reale. Option. Ciao Goldberg, il dodo.
rilassiamo un attimo. Ecco, se no so cazzi. Mettiamo il livello facile così non usciamo subito. Non mi ricordo neanche più, non mi ricordo neanche più i tasti, sto giocando. Aspetta, vediamo se riusciamo. Ecco, la modalità stagione di sto gioco era qualcosa di epicus. Allora, Exhibition, la Royal Rumble Match, un giocatore. E chiaramente andiamo con il nostro lottatore preferito, che non è Stacy Keibler, ma quasi. Andiamo. Chris Benoit, ragazzi. Chris Benoit. Ok, buon. Entriamo col numero 1, che è la Royal Rumble che ha vinto dal numero 1. Adesso però. Allora, Big Show lo teniamo, Brock lo teniamo, c'è Elias. Allora. Kane, Kurt Angle, Rey Mysterio, Ric Flair, Rikishi, The Rock, Shawn Michaels, Steve Austin, Triple H, Undertaker. Siamo quelli. Scott Steiner, Rico, Rhino, Matt Hardy, Kevin Nash, Edge Christian. Chi manca? Beh, Battista secco. Quelli che non ho, ma ce ne però ne mancano. Vediamo chi manca. Allora, Chris Jericho lo mettiamo. The Hurricane lo voglio. Randy Orton, ne manca 3. 3 ne mancano, dai. Allora, però togliamo Ricchio. Poi togliamo Dura tutti belli. E Matardi, che a me non ha mai esaltato, e Scott Steiner. Mettiamo ciao Divon. Manca ancora però. Poi mettiamo Randy Orton, però togliamo Rino Gattuso, ma Rikishi si tiene, test. Mettiamo The Hurricane. E mettiamo. Dai, teniamo Matardi, dai. A posto. E andiamo con uno dei roster più belli della storia. Ok ragazzi, inizia la rissa reale, inizia la Royal Rumble. Ok. Siamo a 6 minuti, ma tutta sera dura farla. Ciao ragazzi, Chris Benoit. È entrato Chris col numero 1. Lui che l'ha vinta così. E godo, però purtroppo la musichetta rompe un po' i baroni, non so. Secondo? No ragazzi, non ci voglio credere, è un'altra delle mie entrate preferite anche. Kane. Para. Ok, mamma mia che gioco, questo era veramente il gioco dei giochi. Allora, vabbè, queste sono tutte quante sottomissioni. Devo un attimo ricordarmi, vabbè. Vabbè, ma pare che qua comunque sono Royal Rumble è un po' diverso, Cioè, nel senso però chiaramente devo anche stancare un po' l'avversario. No! Aia. Ecco. Subito Kane. Viva la rasa! È entrata la rasa. No. Amico, mio amico, oh. E C, e Steel. We're up, e C, e Steel. Steve Austin, no. È entrato Stone Cold Steve Austin. Bella, subito Kane fuori, era molto era dinamica, era come adesso, tutta simulazione, bello per carità però.
Attenzione Goldberg. Mamma mia, abbiamo già i big qua. Aspetta un attimo. No, è un po' grande Benoit. È entrato Bill, il mio amico Eddie. Ciao. No, no, subito. Adesso posso scegliere un altro, che bello, sono proprio un grande. Perfetto. Subito persa malissimo sta Royal Rumble. Tanto qua, subito è entrato anche Bubba Ray Dudley. Goldberg, attenzione, spear di Goldberg. E qual è che posso scegliermi il personaggio? Dovrebbe darmi la possibilità. Cioè con Select potevi sceglierti il personaggio, però posso aspettare che entrano tutti, vediamo. Tanto Goldberg, attenzione. È entrato Rikishi, grande Rikishi, attenzione, rischia anche Stone Cold. Dai Goldberg, buttalo fuori, ma no. Ecco, se va fuori Goldberg, incredibile. Eccolo, questo possiamo. E mettiamo. Viva la razza, no. Attenzione, Bubba. Grande Eddie. No, Eddie, no, Eddie. Abbiamo la razza, ragazzi. Ma tardi. Attenzione, Rikishi. Rikishi rischia, no, Rikishi rimane. Bella, hai buttato fuori Rikishi. Stiamo tornando, ragazzi. No, ecco, appena detto. Eddie si salva. Eddie si salva. Attenzione, entra Randy Orton. Anche là. Con la canzoncina dell'Evolution, ragazzi. Where is the big show? Ciao. Il gioco, ragazzi, il gioco. Ripeto, questo è stato in assoluto il miglior gioco di wrestling, cioè dinamico, veloce, dal gameplay perfetto, dal roster più completo, cioè le ha proprio tutte modalità season, di carriera bellissima, che poi ogni anno comunque le statistiche rimangono, cioè stellare. Christian. Bella, ciao. Viva la razza, rimane sempre Eddie. Attenzione, buttiamo fuori Big. Grande Eddie. Attenzione, The Nature Boy, Ric Flair. Sempre con l'Evolution. Beh, la canzone dell'Evolution, qualcosa di incredibile. Una delle stable più grandi della storia. John Cena con War Life. Ciao. Un altro che amavo all'epoca, mi piace tantissimo in questa versione. Ric Flair già in difficoltà. Giocatore dei Maroni, where is però. No, coglione, ho sbagliato. No, Eddie, attenzione Eddie. Intanto Age, la superstar vietata ai minori. No, l'avevo parata, però non è vero. Scorretto sei. Grande Guerrero, grande Guerrero. Non lo tira, è vero, non lo tira su, bellissimo. Grande Eddie, noi siamo a livello facile. Ciao Beris, è uscito anche Beris. Ragazzi, adesso Eddie vola. Mi piace aver perso come il nostro The Hurricane, ragazzi. Hurricane, che non è l'uragano Kane. No, non posso dare fuori da Hurricane. Ecco. No, si salva Eddie. Si salva la razza. Bella. Shelton Benjamin, bella. Era bello, Shelton, era proprio forte, era in coppia con Charlie Haas, bellissimo tag team. Ciao. Guarda la velocità, la dinamicità, ragazzi, la dinamicità di sto gioco. Non ti annoiavi mai. Perché non rifare un remake? Voglio il remake di sto gioco. Batista.
Bellissimo, anche Battista. Secondo me però è meglio come attore che come wrestler, non mi è mai piaciuto tanto. Grandissimo Eddie. Forse ce la facciamo a finire, la facciamo già un po' più lunga, chi se ne frega. Chris Jericho, che questo è uno dei jingle più belli. Aia, Eddie rischia, la razza si salva ragazzi, la razza ha un cuore della razza. Adesso entra Ciavo che ancora non in coppia qua, ma tra poco c'era il tradimento di Ciavo. Ai ai ai. E si salva ancora ragazzi. Shelton fuori, vai mio. Ciao Ciavo. Shawn Michaels. Ciao Ciavo. No, sexy. Sto rimanendo parecchio con Eddie. È distrutto però. Sì, la finiamo. Kevin Nash. Kevinaccio, Kevin De Bruyne Nash ragazzi. È già fuori. Lo avevo già eliminato, godo. Cioè adesso ci siamo un po' più simulativo, però Rey Mysterio. No, è fuori. Adesso devo aspettare ragazzi. Booker T. Qua ce n'ho veramente tutti, Attenzione, Rey Mysterio Show. Harvey D. Rob Van Dam. Adesso devo aspettare che entrano tutti. No, adesso no, già c'è, ok. Attenzione il blocca, però aspettiamo un attimo. Il blocca ragazzi, il blocca così avanti, è uno dei candidati number one alla vittoria. Il blocca c'è. Ho già scelto chi mettere. Il mio secondo preferito. Chance to play the game. Booker T, Kurt Angle. Non riusciamo a farli portare a grandissimo The Game. Scatenato The Game. No. Il problema è che c'è blocca. Niente The Rock ragazzi. Madonna, che finale di Royal Rumble. I pesi i migliori. No. E si salva. Ciao blocca. Undertaker, ma la versione questa del motociclista. Incredibile. Tutti big. No, sono una pipa però, è fuori. Niente, qua bastava sbagliare un secondo, ciao. Uno tra Kurt Angle, The Undertaker, anzi Undertaker senza il The Rock porteranno a casa la rissa reale. Vediamo chi. Bravo The Undertaker, attenzione The Undertaker versus Kurt Angle. Attenzione Kurt Angle, mamma mia. O l'ex becchino e vince The Undertaker ragazzi, anche se solo Undertaker qua perché ripeto la versione motociclista, quindi questo è WWE SmackDown Here Comes the Pain ragazzi, un gioco ripeto che mi dà dei ricordi incredibili in un periodo dove seguivo tanto il wrestling che era bellissimo, era veramente era veramente l'ultimo periodo d'oro secondo me, perché adesso ormai veramente è indegno a mio parere. E niente raga, adesso andiamo con Gran Turismo 3. Buono raga, andiamo con Gran Turismo, questo l'ho veramente bruciato. Con un mio amico eravamo abbastanza appassionati di Gran Turismo. Questo era bello perché poi potevi scegliere la macchina, dovevi rifare la gara praticamente per averle tutte, perché era una specie di ruota dove tu sceglievi, dove a caso capitava l'auto. Ciao. No, aspetta, scusate, ho fatto la gaffe, Ecco. Bene. Ma poi aspetto commenti se preferite, se insomma sta postazione è molto più fresca, sto più tranquillo in studio, purtroppo era un po' da piangere. Ok. Gran Turismo 3, Aspec. O Aspic, o Aspoc. Ok. Mamma mia, questo proprio mi ricordo un'estate
da fine scuola, inizio scuola, tutti i giorni di sera dopo il calcio, ciao, praticamente da mezzanotte, alle 3 si giocava, anche di più. Polyphony Digital, che tempi, che bei tempi, raga. Vabbè, Yamauchi, ti voglio bene. Ok. Ciao, le musiche. Vediamo se ho livelli di salvataggio teoricamente, quelli seri. O no, forse no, forse l'ho ricominciato qua. Vediamo. Cos'è? Madonna, la roba seria, Statuto 7B, R390, la Formula 1. Cazzo di gara stavo facendo? 15 giri. Facciamo sta garetta. Deep Forest Raceway. Con la Formula 1, ragazzi. Beh, sono tanto indietro però, dai. Ciao. No, vabbè. Ma è ancora bello, ragazzi. È ancora bello sto gioco, no? Che credo. Questo gioco. E io vorrei portare Gran Turismo nuovo, però boh, non lo so. Per Play 5. No! Il 7. Sì, ma è ancora cioè Fioi, ma è ancora bello. Sì, mamma mia. Io faccio un po' cagare adesso, però ero bravo una volta. Non so se andare con l'analogico, no, vado. Dai, Come. Non la facciamo tutta, cioè nel senso facciamo qualche giro per far vedere le macchine più che altro. Siamo contro la 787B, una delle mie macchine preferite in assoluto, insieme alle Scudo e la GT1. Eravamo proprio in pieno campionato, cavolo, che bello. Ma raga, graficamente è sempre stato Gran Turismo, è vero, non simulativo, chissà, ma adesso la moda, tutto iper simulativo, se non mi incazzo, ma dai. Mamma mia. Siamo diventati tutti delle pippe adesso. Posso dare anche i box? Non credo. Per le gomme. Grande Cume, madonna ragazzi. Il Cume è tornato, signori. Tiesis Cume. Ma graficamente, Fioi, cioè, la Play 2 è stata la migliore console, secondo me, della sua generazione, è una delle migliori in assoluto. Per quantità di giochi c'era anche tanta fuffa, per carità. Ecco, appena detto, però nel complesso è stata la migliore console, secondo me. Io non lo dico da sonaro perché comunque a me piacciono tutte e adesso gioco solo a PC praticamente, quindi voglio dire, però secondo me a mio gusto la Play 2 è stata la migliore, attenzione. Facciamo fatica, raga, facciamo fatica. Si fa fatica, Beppe. Partire con la Formula 1. E andiamo, altro giro completato. Boom! Però non stiamo andando via, che siamo una Formula 1, ragazzi. Sono competitive le altre macchine. Questo secondo me è il turismo più bello proprio per questa cosa che cioè non potevi, cioè fai la gara TOC, cioè praticamente tu avevi un campionato, avevi 4 scelte e a caso ti dava una delle 4 macchine. Ora potevi rifare, poteva ricapitarti anche la stessa, dovevi farlo finché non riuscivi a prendere tutte e 4. Questo per me è stata una cosa incredibile, che adesso non un po' rimesso con la lotteria, però non è la stessa cosa, ragazzi. Il fascino di questo Gran Turismo per me, perché era l'1, vabbè, era l'1. Il 2 aveva un comparto macchine, quella GT90, ragazzi, macchina mai più rifatta, non capisco il perché. Il prototipo della Ford aveva proprio un parco auto devastante. Il 3 aveva queste particolarità qua, incredibile. Il 4 tantissime macchine, ma per me è un gradino sotto. E poi avevo 5 e 6 quelli che ho giocato meno, sinceramente. Corri, Cube, corri, verso l'Eternity Glory. E questi giochi qua ti veniva voglia di giocarli, cioè non so, erano un'immediatezza che adesso io non vedo, sinceramente. E qua non è il discorso il retro, la nostalgia, queste robe qua, è questione che i giochi di una volta erano fatti meglio, appunto. Cioè, qua non è essere boomer, generazione X, generazione Z, generazione patata. È questione anche di gusto estetico, di gusto videoludico, barra film, barra quello che volete, musicale. Cioè, una volta c'era più inventiva, c'era più
originalità nelle cose. Sì, vabbè, faccio cagare io però. Adesso invece che c'è tutto, solo robe diciamo, sì, pompate graficamente, perché siamo nella generazione non dell'essere ma dell'apparire, appunto. Io la vedo così, il boomer che in me è colpito ancora. Però io non riesco a vincere con la Formula 1 contro ste qua, che sono veramente preso male, raga. Siamo presi veramente male. Aia. Comunque nel campionato duro se sono 15 giri. Ste canzoni qua, ciao. Speriamo di avere dei problemi di copyright, se no fanculo. Ok, però direi adesso di vedere anche un po' le macchine. Esci. Ok. Ciao. Usciamo una sì. Voglio guardare il campionato. Così vediamo un po' anche il menu. Sì. Ah, perché mi mancavano. Lo stavo rifacendo questo. 6 milioni, beh, insomma, non è che ho pochi soldi, Però l'avevo ricominciato. Mamma mia. Garage. No. Base. Vediamo le macchine del Kuma. Si può mettere in ordine di qualcosa? Di prezzo? Sì, ma ne vedo molto in ordine di prezzo però. Trazione. Boh. Suzuki Alto Works, ragazzi. Mini Cooper. Guarda che belle. Proviamo quelle un po' serie, dai, perché R390 bellissima, questa è veramente una figata di macchina, sinceramente. Poi vediamo, questa è una delle macchine più belle del gioco. Mamma mia, la odiavo sta macchina, che brutta. Nismo Skyline, vabbè, solite Skyline, questa mi piaceva tanto. Questa mi piace un casino sta macchina. Mugen. Bella, carina, dai. Ne ho però, dai, non sembra che ne ho proprio poche. Questa è la Lancia Evolution Rally Car, vabbè. Il Viper Temo Reca, ragazzi. Con la Griff PlayStation, cioè questa è la storia, L'Esperante, altra macchina che faceva un casino. Ma così poche ne ho, ma cosa ho combinato? Voi le ho vedute tutte? Questa non me la ricordo. Scusa, Tom Michaela, cos'è? Non me la ricordo proprio. Ma le scudo, le robe? Bella, questa è la Corvette, questo sponsor qua era stupenda. Calsonic, altra bellissima. Però non mi ricordo. GT40. Bella lei, questa non è però quella livrea perfetta. Denso. Allora, la Zonda, bella la Zonda. Ne abbiamo però, ma ne ho, dai, ma dove? Io non ce l'ho la scudo, la GT1, ma è incredibile, se non ce l'ho mi girano i coglioni. Tuscan Speed, sai quanto mi piaceva? Quanto mi piaceva questa, ragazzi, il colore bellissimo. Questa è la Formula 1. Un'altra, quindi non più di una. Assetto 7B. Questa, vabbè, questa è la macchina, secondo me, il capolavoro di chi ha vinto Le Mans. Questa Polifoni, la Formula 1, che sto un'altra ancora, ma cioè, ho mille Formula 1 e non ho le scuse. GT1 c'è, ma com'è? Questa qual è? Ah, bellissimo il Jaguar così, ciao. No, però ho giocato.
Non è sicuramente il mio profilo migliore, ma ecco, questa qua, se si svegliano a metterla su Gran Turismo 7, grazie. Altra macchina che mi piaceva un casino, Raybrig NSX, livrea stupenda. Il Deltone. Il Deltone Martino, ma ragazzi, ma guarda, cioè, è stupendo, madonna. Però non ho l'escudo, me la compro adesso allora. Ah, il GT40 così, perfetta. Ce l'abbiamo. Nismo. Non ce l'ho, figlio, incredibile. Pazzesco, adesso la compriamo. Alto Works, bellissima l'Alto Works. Ah no, ma sono deficiente allora. E scudo Pikes Peak version. Ciao. Dopo abbiamo... Ah, questa è un'altra macchina che mi piace tanto esteticamente, ragazzi. Nissan Z Concept, l'ovetto arancione. Camaro Race Car. Raga, cioè... L'ho un po' giocato sto gioco, perché non è il primo profilo, quindi... No, ma qua sono tutte le altre, ok, ci sono tutte. Eccolo qua, mettiamo questa. E niente, raga, questo è Gran Turismo, adesso facciamo una gara veloce, dai. No. Situazione gioco 65%, insomma, non siamo messi proprio benissimo. Gara velocissima, proprio non ce ne posso lega. Sì, ma questo è quello che stavo facendo per completarlo. Ma sì, vediamo un attimo la mitica Sunday Cup. La mitica Sunday Cup. Con Trial Mountain, perfetto, direi che... Con la Formula 1 è bellissima la Sunday Cup. E niente, raga, questo è veramente per me il gioco. Giuro, se tipo fanno un reboot 300... No! Cos'è sta roba? Gary, ho fatto anteprima. Niente, sono un po' incoglionito, ragazzi, dovete capire che l'età è anche per me... sono un vecchietto ormai, quindi... Ok, secondo me vinciamo. Trial Mountain Sunday Cup, la coppa della domenica. Eccoci qua contro le Suzuki Alto Works avanzato e andiamo verso l'Eternity Glory. Ma non la tengo ragazzi. Ok, vediamo, scusate che così si vede bene. Scusate che sto guardando anche lo schermino della telecamera ovviamente. E c'ho un po' di canzoni della colonna sonora di Gran Turismo 3 nella mia raccolta digitale musicale. Già 9 secondi ragazzi, dopo 33 secondi. Papero pero pere. Ma Trial Mountain ragazzi, che bella. Ma qua vedere tipo i raggi di sole, il raggio di sole in mezzo agli alberi, queste robe qua, vedevi, ma cosa possiamo dire graficamente di sto gioco? Cioè, possiamo dire qualcosa? Cioè, il gioco era proprio un capolavoro. Cioè, secondo me in proporzione più bella grafica del tempo che quella di adesso, che comunque è chiaramente più bella, quello che è, cioè, secondo me poi per me la grossa differenza l'ho vista tra Play 1 e Play 2, poi da Play 2 e Play 3 sì, ma quando ho detto oh madonna, è stato proprio da Play 1 a Play 2, forse l'età, quello che è, però per me è così. Assegniamo un po' la cacchio. Fade away, na na na. E qua siamo veramente con la mia console, cioè se io penso a una console penso alla PS2, me l'è riuscita a prendere da mio zio a novembre 2001,
praticamente ero il primo ad averla, cioè nel senso almeno tra i miei amici, la gente che conoscevo. Me l'ha trovata non so come sulla scatola blu, che vabbè. Devo ritrovare la scatola blu, a tutti i costi. A costo di prendere la console. Che a questo punto potete prendere anche nuova, anche diciamo funzionante, così ho la scorta. Perché non anche un'altra ma rotta di me, della Chiara, che l'ha bruciata. Perfino la Chiaretta giocava con la Play, cioè. E andiamo a vincere ragazzi, perché siamo dei pro, siamo dei cap con la Formula 1. E si gode, questo lo facevo sempre, ho tante volte perso le gare così. Buono. Passivi chiari, signor Beatle, bene, perfetto. 1000 crediti. Ok, buono raga, un saluto dal Commendone Veneziano, abbiamo visto 2 giochi per me fondamentali della Play 2, ne vedremo tanti ragazzi, perché la Play 2 è stata la console che ho bruciato di più. Raga, un saluto dal Commendone Veneziano. Ciao!